siamo di nuovo in diretta. Abbiamo avuto ancora problemi di connessione. Ci risiamo, 22:13. Bellucci sceglie un'alzata un po' strana e tocca anche la rete, quindi invasione. 22-14. Servizio Cosenza. Jump float su Mateus Dallagnol, ricercato anche lui. Laganà colpisce il muro. 1000 ancora una volta per il Cosenza. Lascia il segno con un'altra delle sue schiacciate. Non ha potuto niente Bellucci in copertura. Cambio nella Jolly. Esce Matteo Bonati, entra Anthony Imbesi, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto. 22-15 a Palaponini. Ancora a Cosenza. Siamo andati di nuovo offline. Cade la connessione. Purtroppo Imbesi subito si fa sentire. Laganà come può rimanda il pallone nel campo del Cosenza. Copertura da parte di Bellucci. Alza Dallagnol per Laganà, che schiaccia questo pallone per portare la Jolly a quota 23. Ed è pronto un cambio al servizio per il mister Polimeni. Esce il numero 1 Samuele Aprile ed entra il secondo alzatore, che in questo caso va a sostituire il centrale per il servizio, Alessandro Tofoli. Lo stavo per chiamare Andrea, non so perché. Su Marchetti che tiene bene, primo tempo, prende in faccia Alessandro, che non può fare nulla, che è pronto ad uscire. Lascia il posto a Samuele Aprile, che poi a sua volta lascia il posto a libero Chillemi. Giovanni Chillemi con maglia del libero. Ma cosa c'ha sulla maglia? Non la ricordo quel logo, Gabriele. Sì, hanno fatto la maglia definitiva del libero nella Jolly. Hanno cambiato sponsor e hanno messo tanto un altro 1000 logo. sul nostro neolibero. Tocco del muro, ottimo Giovanni. Ancora Laganà per la Jolly. Sì, buona ricezione di Giovanni Chillemi, che ha fatto fare una buona costruzione all'alzatore Bellucci, e rifinisce poi Laganà con questo tocco del muro. 24-16, pronto Laganà ancora con il suo ottimo gesto Borghetti. tecnico. Murato, monster block da parte di Anthony Fasano, e porta a 25-16. Punto Cosenza. Punto Cosenza, cos'è Sì. stato? Evidentemente c'è stata un'invasione a rete. Sì, Sì? Vedete nel replay? probabilmente sì. Andiamo al replay offerto dalla regia, che non ce l'ha mandato. Sarà per la prossima. 24-17. Intanto Longo al servizio. La palla rimbalza sulla rete e manda in controtempo Anthony Imbesi. Non è stato pronto su questa palla. 2 set point annullati per la Jolly. 24-18, e c'è un cambio al servizio per il Cosenza. Esce Longo ed entra il numero, ditemi il numero 9. Numero 9, Gengaro. (24-18) Palaponini, 5 pronti, pronto Gengaro al servizio. Jump float su Imbesi. Eccolo. Nardi forte e in campo chiude il set. 25-18, vantaggio la Jolly. Abbiamo anche rivisto il replay gentilmente offerto dalla regia. Cambio campo
Noi mandiamo, se è pronto, piccolo spot. Ci sentiamo tra poco. Il tuo benessere inizia da qui.